Pierfrancesco? Pierfrancesco? Ma dove ti sei cacciato? Pierfrancesco? Stop! Ma cosa fa? Si muova. Ha detto stop. Ha detto stop per colpa sua. Perché? Che cosa ho fatto? Te lasciamo perdere. Ma non lo vede che c'è la televisione. Ah, ma c'è ancora la TV! Sì, stiamo facendo la pubblicità. Ma lei non stava cercando sto Piercoso qua? Allora vada a cercarlo, per piacere, mi lasci lavorare. No, la pubblicità mi interessa. Sì. Non è che magari potrei fare una piccola parte? Ma per piacere. Magari un provino. Mi segua. Arrivo. Mi descriva questo ambiente e mi raccomando sia convincente. Immenso, come un lago scozzese, elegante, come un collier di perle. Ecco, un po' meno barocca. Dice? Dico, sì. Facciamo un altro tentativo. Mi preceda. E questa è una delle nostre meravigliose cucine artigianali. La presenti, mi raccomando, sia energica, persuasiva. Dovete comprarla, altrimenti, zac, mi sono spiegata. No, dico, non esageriamo. Ci sono ottimi motivi per comprare i nostri mobili, ma forse le minacce è un po' troppo. Non andava bene. No. Mi faccia riprovare. Le do un'ultima possibilità. Andiamo in camera da letto. Sfacciato! Ma proprio mentre il mio Pierfrancesco è qui in giro. Cosa ha capito? Dico, andiamo a presentare la camera da letto. La precedo? Sì. La precedo. Sì. Ecco, qui c'è tutta la maestria dei nostri artigiani. Sa, di là c'è la falegnameria. Vi faccio una presentazione ammaliante. Ah, sì. Me la regge? Gliela reggo. Se volete trascorrere notti di fuoco in un ambiente come questo, caldo e bello, scegliete il legno massello. Stop! Che? Stop! Ha detto, no, dico, ha detto stop, ha detto, non va bene. Non va bene. Lei non è adatta per la televisione. Ma Ritenga. perché? Cosa c'è che non va? Ma tutto, tutto. Non ha detto che qui alla Bottega del Legno, per esempio, si fanno degli sconti fino al 50%. Non ha detto che facciamo dei finanziamenti a 24 mesi senza interessi. Tutto, ha sbagliato tutto. Guardi, sono costretto a dirle. E non faccia il labbrino. Torni da Piercoso. Torni. Guarda. Pierfrancesco! Bene, possiamo cominciare. Se n'è andato. Mi hanno detto che l'hanno visto uscire dopo aver raccolto una lumachina. Avrà avuto un presentimento, sai, le lumachine. Oh! Senta, ma lei questo lavoro lo vuole fare veramente? Ah, sì. Ma no, perché io penso che ci sia del materiale in lei sul quale possiamo... Ecco, per esempio io rifarei, se lei è d'accordo, la scena qui della camera da letto, così per farla più... Sì, brava, sì, bravissima. Perché no? Si prepari. Sì. È pronta? Sì. Arrivo. In questo periodo alla Bottega del Legno sconti fino al 50%. E in più finanziamento in 24 mesi senza interessi. Approfittiamo? Approfittiamo.